Sole, cielo azzurro e aria limpida oggi in Veneto, ma dopo il maltempo si contano i disastri, un morto e 500 milioni di danni. La Procura di Verona ha aperto un'inchiesta sulla morte di Giuseppe Maschi durante l'allagamento di Lavagno. Il governatore Zaia ha stimato in $500 milioni i danni subiti da agricoltura, imprese e località turistiche e spera che lo Stato stavolta non si dimentichi della nostra regione, come nel 2010. Le senatrici venete del Carroccio Bellot, Bisinella, Stefani interrogano il governo, dal quale si aspettano una risposta veloce. L'esecutivo deve dare al Veneto gli strumenti necessari a rimettersi in piedi. Il Ministro dell'Ambiente sta già vedendo insieme al Ministro dell'Interno questa questione. Ne abbiamo fatto un cenno ieri mattina al Consiglio dei Ministri e non sono in grado di anticipare perché devono prendere contatto, loro non l'avevano ancora fatto, siamo ieri mattina con il Presidente della Regione e con lui fare il punto. 50 milioni è la stima per difetto di danni subiti dall'agricoltura veneta. I campi sono inagibili. Per la Coldiretti sarà dimezzato quest'anno il raccolto di soia e mais. Nella regione, con il maggior numero di allevamenti in Italia, il foraggio marcisce sui terreni. Nel veronese le fragole sono sott'acqua, susine, pesche e nettarine albicocche sono fiorite solo a metà e le ciliegie si sono spaccate prima della maturazione per la troppa acqua. Dramma sul litorale, le mareggiate hanno ingoiato le spiagge e portato detriti. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare a tempo di record la normalità, ma i comuni fanno i conti con le risorse perse. Secondo Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento, Bibbione e coordinatore dei primi cittadini della costa veneziana, la stima di 6 milioni è ottimistica. Il 21 maggio è previsto un tavolo tecnico in regione proprio per far fronte all'emergenza ripascimento. Purtroppo però nelle prossime ore arriverà una nuova perturbazione. Ci saranno piogge con carattere anche di rovescio, di tipo anche temporalesco, quindi questa situazione procederà anche nei prossimi giorni, anche lunedì, quindi non abbiamo una tranquillità di una stabilizzazione del tempo da un punto di vista climatico. Secondo gli esperti l'estate arriverà con molta probabilità soltanto alla fine di maggio, primi giorni di giugno.